Veneto, raffica di nuove scosse nella nostra regione, soprattutto a Verona, panico ai centralini dei vigili del fuoco intasati, gente in strada, nessun danno a cose o persone. Il sisma con magnitudo 6.4 distrugge la città di Petrigna, crollano asili, ospedali, macerie dappertutto e una vittima, una ragazzina, pronti a partire gli aiuti dal Veneto se necessari. Vaccino e obbligatorietà per personale sociosanitario, l'ordine dei medici di Treviso, siamo d'accordo e Confindustria rilancia, servirebbe anche nelle aziende. Approvato il protocollo tra regione e farmacisti, presto disponibili tamponi rapidi a 26 euro l'uno, servirà personale sanitario e spazio adeguato. Moda e cultura, in lutto per la morte di Pierre Cardin, era nato a San Biagio di Callalta 98 anni fa, dalla Marca all'inizio di un'avventura che aveva portato il suo marchio in tutto il mondo. Maxi sequestro di botti da parte della Guardia di Finanza, erano custoditi senza precauzioni nei magazzini di 2 esercizi commerciali a Padova e Mestrino. Uno striscione esplicito contro il 2020 da dimenticare, blitz stamane sul ponte di Rialto a Venezia, interviene la polizia per rimuovere la scritta gigante. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Dunque la terra ha tremato nel nord-est per tutta la giornata di oggi, la prima con epicentro in Croazia, la più forte, poi un'altra serie di scosse nel Veronese, 3 in meno di 2 ore, tante le chiamate ai vigili del fuoco. Sono le 12:19 quando la terra trema a nord-est, una scossa avvertita in maniera nitida che in alcune zone scatena il panico con diverse chiamate ai vigili del fuoco. Da Trieste a Bolzano si registrano attimi concitati, il centralino della nostra redazione va in tilt per la richiesta di informazioni. Le prime frammentarie notizie parlano di un sisma in Croazia, la gente si riversa in strada, soprattutto in Friuli, a Pordenone, fuggi dal Palazzo di Giustizia, dipendenti comunali in strada anche a Oderzo. Di minuto in minuto il quadro si delinea, l'epicentro è nella città di Petrigna, 44 km a sud-est di Zagabria, a 10 km di profondità. La scossa potentissima di 6.4 della scala Richter arriva a meno di 24 ore da un'altra scossa di 5.2 sempre in Croazia. Danni ingenti, crollano ospedale e asilo, muore una ragazzina di 12 anni. All'unità di crisi di Marghera il presidente Zaia viene allertato da una serie di chiamate e a pochi secondi dall'avvio del consueto punto stampa decide di raggiungere Conegliano e la fascia pedemontana, come spiega lui stesso nel primo pomeriggio. È una scossa che si è avvertita fortemente, tanto è vero che io ho dovuto abbandonare la conferenza stampa di Marghera per venire sul territorio, visto considerato che ci sono arrivate un sacco di telefonate, quindi non avevamo la dimensione se ci fossero stati danni, feriti o altro. Una volta appurato che in Veneto non si sono registrati danni, si mette in moto la macchina della solidarietà. Verso la Croazia si muove una colonna di vigili del fuoco, in allerta anche la protezione civile regionale. Abbiamo già dato la disponibilità al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di recarci con la nostra colonna mobile della Protezione Civile regionale in Croazia a supporto qualora fosse necessario. Alle 14:02 la terra torna a tremare a nord-est, stavolta l'epicentro a Salizzole nel Veronese di magnitudo 3.4 a 11 km di profondità. Seguono altre 2 scosse, sempre con epicentro a Salizzole, la più forte di 4.4 è avvertita nel Vicentino e nel Padovano, persino a Feltre e Lamon nel Bellunese. È di nuovo il panico con decine di chiamate ai vigili del fuoco, ma non ci sono danni a persone o cose. Trenitalia decide di sospendere la tratta ferroviaria. Adesso cercheremo di capire anche l'evoluzione nelle prossime ore, niente panico, la situazione insomma è monitorata e mi spiace invece per le genti croate perché comunque hanno avuto una devastazione. A Trieste invece le scosse di terremoto hanno spinto la gente in strada. Ore 12:20, anche a Trieste, in tutto il Friuli Venezia Giulia, si sente chiaramente la forte scossa di terremoto dalla Croazia. In centro città molte sedi di uffici pubblici vengono evacuate per precauzione. Comune, regione, prefettura, qui siamo vicino alla questura e poi agenzia delle entrate e altre ancora. Alla sala operativa dei vigili del fuoco arrivano subito le prime richieste di intervento, per lo più per verifiche statiche su edifici vetusti. Qui siamo alla radice del molo Fratelli Bandiera, proprio dietro la piscina terapeutica, qua
marina crollata l'anno scorso. Lo stabile, che presenta già vecchie crepe, è occupato dall'ufficio sanità marittima e da 2 famiglie con bambini. Tutti hanno sentito la scossa e la dirigente dell'ufficio chiama i vigili del fuoco che verificano in breve l'assenza di pericolo per la permanenza nell'edificio delle persone, che quindi rientrano con sollievo, anche perché in quel momento su Trieste cade una forte grandinata. Seguono altri sopralluoghi analoghi per dissesti statici in varie zone della città, tra cui via Mazzini e via Diaz. Ma la prima segnalazione riguarda uno scaldabagno staccatosi dalla parete e caduto a terra in un appartamento di via dell'Istria. Anche in quel caso i pompieri mettono in sicurezza le tubature. Saranno poi i tecnici addetti a riparare l'impianto. E sono state tantissime in tutto il territorio le chiamate dei cittadini che hanno avvertito in maniera distinta la scossa. La zona dove è stata sentita maggiormente è stata la Pedemontana. Pochi istanti dopo la scossa di terremoto sono state tantissime le chiamate dei cittadini che chiedevano informazioni, paura tanta, come ci spiegano questi ragazzi che lavorano a Conegliano. Sì, l'abbiamo sentita, eravamo in ufficio e ha tremato tutto l'ufficio e quindi ci siamo un attimo spaventati, ma insomma per fortuna è andata bene qua. L'abbiamo sentita bene, cioè tremava tutto, non siamo scesi però... Paura, sì, e per fortuna qui è andata bene. In zona pedemontana è stata sentita in maniera distinta. Sì, Lampadario si è mosso per un bel momento. Sì. Un po' di paura. Un po' di paura. La scossa si è sentita parecchio, non è durata molto, però insomma è andata. Paura un po'? Un pochino, sì. Sentita voi? Ma un pochetto sì, l'abbiamo sentita, però dai... Spero che stiano tutti bene, ecco, quello è l'importante. Anche a Treviso in prefettura i lampadari si sono mossi, per fortuna non si sono registrati danni nella Marca. Sì, si è sentito che sono palazzi antichi, quindi probabilmente sono anche, come dire, costruiti in maniera da non in qualche modo ovattare quella che è l'effetto. Speriamo bene, al momento non abbiamo elementi particolari. Tanti video e telefonate dei nostri telespettatori da ogni parte della provincia. Ho guardato il lampadario qui del soggiorno e ho visto che si muoveva, quindi subito ho avuto la percezione, ho detto qui si tratta di terremoto e sì, sinceramente è stato veramente una sensazione davvero brutta, perché mi sono sentita proprio le gambe che mi tremavano e non sapevo nemmeno io come reagire, cosa fare. Improvvisamente abbiamo sentito una sensazione tipo un brusio di fondo, sembrava quasi un rumore, e poi questa scossa che ha fatto muovere sia le boccette di vetro dei farmaci che i lampadari sospesi. E aveva clienti in quel momento? Avevamo un cliente, quindi ci siamo guardati negli occhi, abbiamo preso il gatto e siamo usciti immediatamente in giardino a vedere cosa succedeva. La paura è stata tanta, anche perché ero da casa con i bambini e quindi ho chiamato subito i bambini in cucina che venissero vicino a me. E poi mio marito è salito anche lui, era fuori ed è venuto dentro casa per dirmi: guarda che c'è stata una scossa di terremoto, e in effetti il lampadario si muoveva tanto. Qua si è sentito chiaramente, ho fatto un giro di telefonate e tutti zona do Son Coscio mi hanno confermato di averlo sentito, chi più, chi meno. Queste dunque le conseguenze nel nostro territorio della scossa in Croazia, che ha causato al momento 5 vittime. E poi c'è il fronte veronese. Stiamo monitorando costantemente la situazione, ha detto l'assessore alla protezione civile del Veneto Giampaolo Bottacin, facendo il punto della situazione dell'evento sismico che ha interessato quell'area. Al momento le scosse di terremoto sono state 3, sono personalmente in costante contatto con il professor Casigli, presidente dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, con il quale la Regione è convenzionata per il monitoraggio, e col direttore interregionale dei Vigili del Fuoco. Confermo che per ora non ci sono giunte, ha detto Bottacin, segnalazioni di danni. Il sistema di protezione civile del Veneto, ha assicurato, rimane preallertato con tutti i suoi volontari per qualsiasi evenienza. Questo per quanto riguarda la pagina dedicata al terremoto. Poi c'è la situazione relativa invece alla neve. Dopo una breve tregua, la perturbazione che ha portato le abbondanti
nevicate nel Bellunese ha ripreso forza e consistenza dalla tarda mattinata di oggi, aggiungendo se possibile ancor più disagi a quelli già esistenti. È soprattutto nel capoluogo la situazione peggiore, con strade simili a sentieri di guerra, con neve spalata poco e male, enormi cumuli a ridosso dei marciapiedi che bloccano i camminamenti. Gli uffici comunali sono stati tempestati di chiamate da cittadini infuriati, molti dei quali finiti al pronto soccorso addirittura per traumi da cadute. Dovremo rivedere l'appalto che abbiamo esternalizzato, ammette l'assessore competente Biagio Giannone, a cui non è sfuggita la situazione imbarazzante che dal centro cittadino si estende fino alle frazioni e ancora purtroppo non è finita. Ora la pagina relativa al virus, al Covid, perché ci sarà da capire al termine di questo periodo di lockdown, comunque di zone rosse, zone arancioni, cosa succederà. C'è lo spettro di una terza ondata, allora col nostro sondaggio di questa sera vi chiediamo: meglio un Veneto arancione rispetto naturalmente all'area gialla che abbiamo vissuto nell'autunno? Per rispondere sì 0422 1626 691, per rispondere no digitare invece 0422 1626 690, come sempre l'esito nel corso della nostra prima serata, Ring dalle 21:15 su Antenna 3. Parliamo di tamponi rapidi per verificare la positività al Covid-19 che si potranno effettuare anche in farmacia. La Regione ha dato il via al protocollo che aumenta le possibilità di effettuare i controlli. Verificare la propria positività o meno al Covid-19 diventa più facile. Presto lo si potrà fare anche in farmacia. La Giunta regionale ha approvato il protocollo con le farmacie che, aderendo su base volontaria, potranno in spazi adeguati effettuare test rapidi a chi lo richieda, senza peraltro la necessità di presentare una prescrizione medica. Le farmacie devono, come dicevo, garantire degli ambienti consoni e quindi prevedere, se no, di utilizzare gli spazi fuori dagli orari di apertura, quindi alla sera, quindi organizzarsi eventualmente. Devono avere il personale sanitario e poi devono inserire l'esito del tampone rapido antigenico, sia che sia positivo o negativo, all'interno del portale regionale. Proprio l'esito dei tamponi, intanto, quindi il numero dei positivi in Veneto rispetto alle altre regioni, continua a far discutere a livello nazionale. Ma non è vero, ha spiegato dati alla mano il segretario generale alla sanità del Veneto Luciano Flor, che si tratti di cifre alte, un fatto dimostrato partendo dai numeri di oggi. 13% per voi, che è quello di oggi, fa 36, chi è che ha detto 36? Chi ha detto 36 non è capace di fare questa operazione. I dati non sono inventati, sono pubblici dati. A me dà fastidio che si voglia continuamente cercare un punto dove trovare un appiglio, no, per dire, rendiamo noti tutti gli andamenti, rendiamo noto tutti i dati. Sempre riguardo i dati dei positivi, poi, in Veneto, ha ricordato l'assessore Lanzarin, vengono registrati sia i tamponi rapidi che molecolari, cosa che altri non fanno. Proprio per questo, tra poche ore arriverà una circolare del Ministero della Salute che cambierà il metodo di calcolo in vigore e darà una lettura unica dei dati a livello nazionale. Il piano di vaccinazione in Veneto, intanto, prosegue al ritmo di 38.000 dosi alla settimana. Questa prima fase ci consente di avere un piano che per fine gennaio vede vaccinato tutto il personale sanitario, vede vaccinato personale e ospiti delle residenze assistenziali e di tutti i centri dove ci sono disabili, dove ci sono varie forme di ricovero sul territorio. Tutti almeno con la prima dose, dal 18 gennaio partirà anche il richiamo. Così dunque andiamo a vedere i dati intanto dei contagi a questa giornata, a questo pomeriggio. 2.806 nuovi casi di positività in Veneto nelle ultime 24 ore, 180 i decessi in più rispetto a ieri sera, con una precisazione che è stata fatta però dallo stesso assessore Emanuela Lanzarin. Diverse vittime sono state caricate a distanza di giorni, quindi riguardano giorni già passati. È un dato complessivo che tiene conto di situazioni legate ai passaggi previsti per l'inserimento dei dati nel sistema di raccolta, dunque dei dati sull'emergenza Covid. 377 i casi che riguardano Treviso, 414 Venezia, 142 Belluno, quindi situazioni ancora con numeri significativi. Vaccini anti-Covid e obbligatorietà per il personale sociosanitario. Monta sempre di più la discussione e interviene anche l'Ordine dei Medici.
Rendere obbligatorio il vaccino per gli operatori sociosanitari, un'ipotesi che sta prendendo sempre più piede ma che divide anche la stessa maggioranza di governo. Per l'ordine dei medici però non ci sarebbero molti dubbi. Da un punto di vista deontologico il concetto della obbligatorietà della vaccinazione è assolutamente, per gli operatori sanitari evidentemente, è assolutamente pacifico. Vale la priorità della salute collettiva rispetto alla libertà di seguire la salute individuale. Guarini sposa poi la posizione del presidente dell'Ordine Nazionale Anelli, che ha parlato di un patentino di immunità. Come requisito essenziale per i reparti critici, quindi mi riferisco terapia intensiva, malattie infettive e pneumologia. Ecco. Il presidente dell'Ordine di Treviso liquida così eventuali mal di pancia che potrebbero nascere all'interno della categoria. Un collega che ha avuto una formazione scientifica non possa diciamo, liberarsene e assumere posizioni assolutamente aleatorie semplicemente per spirito di contrarietà. Ma se dovessero arrivare forme di rifiuto? L'obbligo del rispetto della deontologia deve diciamo in qualche maniera prevalere, insomma gli ordini dovrebbero vigilare anche su questo aspetto. Se da un lato ancora oggi l'INAIL tenta di addebitare surrettiziamente al datore di lavoro il contagio in azienda, non si capisce come lo stesso imprenditore non debba utilizzare tutti i sistemi a disposizione per proteggere lavoratori e azienda. Lo afferma in una nota il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, esprimendosi a favore della proposta di rendere il vaccino obbligatorio nelle aziende, così come si è reso obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale e il distanziamento, prosegue Carraro, si potrebbe fare lo stesso quando saranno disponibili vaccini efficaci, cioè sottoposti alla responsabile valutazione delle autorità sanitarie pubbliche competenti circa l'affidabilità medico-scientifica della loro somministrazione. All'inizio un po' di apprensione, poi scomparsa dopo le prime iniezioni, è il sentimento di una delle dottoresse, una allergologa per la precisione, impegnate domenica scorsa a Padova a vaccinare i colleghi medici. Dopo le prime vaccinazioni effettuate a Padova domenica 27 dicembre, ora giornata di stop imprevisto per il ritardo nella consegna del secondo lotto di dosi. I prossimi appuntamenti saranno dunque il 31 dicembre e il 2 gennaio. L'aspetto più importante è stata comunque finora l'assenza totale di effetti collaterali, rilevata dai medici che hanno fisicamente iniettato il vaccino nelle braccia dei colleghi. Col dato che abbiamo festeggiato era proprio l'evidenza dell'assenza di effetti collaterali dopo la somministrazione. Ecco. Anzi, devo dire che il commento da parte dei colleghi era la serenità e per il resto l'attenzione è l'osservazione per 15 minuti, ma quelle che sono le regole che applichiamo in occasione delle somministrazioni delle altre tipologie di vaccini. Intanto l'organizzazione procede, le dosi vengono conservate in sicurezza nell'ospedale di Padova per tutta la provincia, vanno scongelate e poi utilizzate entro un tempo prestabilito. Stiamo verificando adesso dove esattamente sono perché c'è stato un problema col tempo per cui l'arrivo è stato ritardato, poi comunque in azienda noi partiamo subito appena arrivano, il giorno dopo a vaccinare i primi operatori in base al numero di dosi che ci arrivano, che sono già programmate di settimana in settimana. Nell'azienda sanitaria padovana si conta di vaccinare tutti in circa 3 mesi, compresi gli specializzandi, gli universitari e tutti quelli che ruotano attorno all'ospedale. Per i medici che fisicamente hanno iniettato il vaccino, all'inizio c'era un po' di apprensione che poi è scomparsa. Con le prime somministrazioni e sincerandoci del fatto che non creava nessun effetto collaterale, che non dava nessuna reazione locale, poi in maniera molto più serena siamo arrivati alle successive 91 somministrazioni. Resta l'indicazione di non vaccinare chi ha patologie acute in atto o l'alterazione del sistema immunitario o ancora chi ha avuto in passato reazioni allergiche gravi ai vaccini. Ci fermiamo ora per qualche istante, al rientro parleremo della scomparsa di Pierre Cardin.
Eccoci di nuovo in studio. Cordoglio nel mondo e in tutto il Veneto per la morte di Pierre Cardin, trevigiano di Sant'Andrea di Barbarana. Da qui la sua famiglia emigrò in Francia, dove divenne un mito assoluto. Lui è nato qua e erano contadini praticamente i suoi, tant'è che viveva in uno stato di povertà, perché un fratello che io ho conosciuto, che è nato a abitare a Padova, era stato adottato da una famiglia qua di Genzon di Piave. È partita da questa casa di Sant'Andrea di Barbarana in comune di San Biagio di Callalta l'epopea di Pietro Costante Cardin, poi diventato l'inimitabile Pierre Cardin. È qui che nasce il 2 luglio 1922 in una famiglia di facoltosi agricoltori finiti in povertà dopo la Grande Guerra, una miseria che spinse la famiglia a trasferirsi in Francia, dove da apprendista in un piccolo negozio diventa, dopo una lunga gavetta, primo sarto della Maison Christian Dior. Nel 1953, poco più che trentenne, fonda la sua casa di moda. Il suo stile futurista, i suoi tagli geometrici è l'inizio del mito. Cardin diventa anche imprenditore immobiliare, acquista ristoranti e hotel, tornando alla ribalta nel suo Veneto con il progetto avveniristico della Torre Cardin a Marghera, ma nel 2013 l'opera viene archiviata per una serie di niet. Ma Venezia e il Veneto sono sempre state nel suo cuore. Sono nato a Venezia, è la mia patria, è la mia città. Piangiamo la morte di un figlio della nostra terra, afferma il sindaco di San Biagio Alberto Capelletto. Di genio parla invece Mario Conte, sindaco di Treviso, città che gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. A ricordarlo lo stesso governatore Zaia. Un personaggio eclettico, un personaggio di visione, e faccio le mie condoglianze ai familiari più stretti, in particolar modo al nipote Rodrigo, che lo ha sempre seguito in tutti questi ultimi anni. La cronaca: c'è stato un maxi sequestro di botti da parte della Guardia di Finanza. Erano custoditi senza precauzioni nei magazzini di 2 esercizi commerciali a Padova e Mestrino. Controlli della Guardia di Finanza in tutti i negozi che vendono fuochi d'artificio in città e maxi sequestro. Le Fiamme Gialle infatti hanno trovato 2,5 quintali di polvere pirica attiva, contenute in oltre 100.000 articoli pirotecnici che non potevano essere né detenuti né tantomeno messi in vendita. Nel mirino dei Baschi Verdi sono finiti così 2 esercizi commerciali a Mestrino e presso il centro ingrosso Cina di Padova. È emerso dagli accertamenti che i 2 gestori avevano accumulato notevoli scorte di magazzino e così è stata verificata in entrambi i casi una gestione irregolare di questa quantità di fuochi, riscontrando l'assenza di idonee precauzioni. In particolare le confezioni erano state abilmente nascoste dietro le scatole di altri prodotti altamente infiammabili. Tra i fuochi d'artificio sequestrati ci sono bengale e batterie pirotecniche, la cui vendita è ammessa solo nei confronti di soggetti che abbiano superato determinati limiti di età, 14 o 18 anni a seconda dei prodotti. E poi, viste le centinaia di feriti che si registrano ogni anno, è imposta la presenza di strumentazione antincendio come manichette e estintori per l'elevata capacità esplosiva della polvere pirica. I 2 commercianti ora dovranno rispondere di commercio illegale di materiale esplodente, nonché di omissione di cautele contro disastri e infortuni sul lavoro. E ora veniamo al blitz anonimo di alcuni veneziani sul ponte di Rialto per esorcizzare le crisi del 2020. Su uno dei monumenti più importanti di Venezia è apparso uno striscione dai contenuti, diciamo, molto diretti, che è stato rimosso dalla polizia. È apparso per meno di un'ora, ma tanto è bastato per far parlare di sé in tutta Italia. Sono da poco scoccate le 7 di mattina e a Venezia iniziano ad intravedersi le prime luci dell'alba, quando sul ponte di Rialto compare un grosso drappo bianco con un messaggio inequivocabile al 2020. Un blitz di veneziani che preferiscono rimanere anonimi per salutare e lasciarsi definitivamente dietro l'annus horribilis che ha messo in ginocchio il mondo e che in una città che si stava faticosamente risollevando dalle acque alte eccezionali del novembre 19 ha interrotto i festeggiamenti del carnevale, provocato lutti, colpito l'economia e soprattutto azzerato un comparto da miliardi di euro e decine di migliaia di posti di lavoro, il turismo. Gli autori del blitz dicono che è stato un modo per esorcizzare e metabolizzare quest'anno infausto, un messaggio forte e un po' volgare, ammettono, ma che in fondo in un modo o nell'altro esprime nella sostanza il pensiero comune. Magari non proprio nella forma, se è vero che dopo aver fatto bella mostra di sé per 45 minuti buoni, in uno dei palcoscenici artistici più famosi del mondo, lo striscione è stato oggetto delle attenzioni delle forze dell'ordine. La polizia lo ha rimosso. A non poter essere rimosso invece il clamore che ha suscitato. Alla fine dell'anno manca pochissimo e l'augurio di tutti è davvero di un futuro migliore del presente.
Vi ricordo questa sera dalle 21:15 l'attualità politica di Ring, il nostro programma di prima serata dedicato naturalmente alla politica e alle notizie di queste ore. Ospiti Marco Stabile, giornalista di Tele4, e poi Andrea Penzoiello di Veneto Imprese Unite, Giacomo Possamai del Partito Democratico, Alberto Stefani della Lega, Filippo Gallocchio del Movimento 5 Stelle. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. La perturbazione lentamente abbandona l'Italia e anche sul nostro territorio la situazione tornerà ad essere via via più stabile. Vediamo insieme la situazione di mercoledì 30 dicembre. Sul Veneto cielo in prevalenza nuvoloso, ma con schiarite anche significative in montagna. In pianura e nelle valli invece insisteranno parecchie nebbie e nubi basse, specie durante le ore più fredde della giornata, ma sarà bassa la probabilità di piogge. Temperature minime in lieve calo, comprese tra -3 e 2 gradi, valori massimi invece tra i 5 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino non si escludono delle precipitazioni, anche qui migliorerà con il passare delle ore con più sole. Temperature minime fino a 5 gradi, massime invece sugli 8-9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, tempo decisamente stabile, qualche foschia o nebbia mattutina, ma in rapido dissolvimento e a prevalere sarà il sole. Temperature minime intorno ai -2 gradi, massime invece sui 3-4 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.